più di un centinaio di scuole da gestire, il Comune di Padova sta scrivendo una lettera da inviare ai dirigenti per razionalizzare i costi per il riscaldamento e l'energia elettrica. È assolutamente impensabile di tagliare sulle attività scolastiche per i ragazzi. Quello che possiamo fare è pensare delle modalità nuove o più razionalizzate delle riunioni, delle interclassi, dei contatti con i genitori che potrebbero essere fatte in maniera diversa. È difficile da parte nostra poter dire come fare, però so che ogni istituto che è particolare può avere una modalità che può essere effettuata con un minimo sforzo. Nessun taglio alle attività dei ragazzi tornati in classe senza mascherina da settembre. Un invito dal Comune a considerare incontri a distanza per i consigli di classe e i colloqui con i genitori. Una proposta a cui il Comune ne aggiunge un'altra. Portare tutte in uno stesso edificio riscaldato, quelle riunioni di incontro fra team che si fanno solitamente in scuole diverse. Le insolite temperature d'autunno hanno permesso di spostare al 2 novembre l'avvio del riscaldamento negli edifici pubblici, ma le spese per Palazzo Moroni sono quadruplicate. Si parla di una spesa complessiva, non solo del riscaldamento eccetera, ma complessiva di quello che è il funzionamento del comune sui più di 20 milioni di euro.